Presentata nell'aula consiliare del comune di Comitini la candidatura a sindaco di Gerlando Cuffaro di anni 58, sostenuto dalla lista civica Uniti per Rinascere Cuffaro Sindaco. All'iniziativa hanno partecipato tante persone, giovani e meno giovani, che hanno manifestato un grande interesse e sostegno morale al neocandidato sindaco Gerlando Cuffaro. Diciamo che è stata un po' pensata, ecco, per usare un termine molto semplice, pensata perché non essendo un politico non avevo idea di cosa si potesse presentare davanti, però valutando un po' le persone che mi cercavano, perché alla fine non mi sono candidato ma mi hanno candidato per essere più precisi, vedendo la voglia di ragazzi che vorrebbero mettere tutta la loro forza, vitalità, preparazione, conoscenza innanzitutto a disposizione della comunità, e sinceramente mi hanno colpito in modo particolare. E allora ecco, ho deciso di scendere in campo per dare voce a queste ragazze e supportarle in tutto quello che loro vogliono progettare o hanno già progettato e quindi realizzato. Quali sono i punti salienti del suo programma elettorale per Comitini? Allora, i punti salienti, diciamo che il primo punto sul quale vogliamo puntare, scusate il gioco di parole, ma è praticamente la possibilità, dare la possibilità ai ragazzi e alle famiglie che vogliono restare nel proprio paese di non essere costretti ad andare via. Questo perché negli ultimi anni, purtroppo, un po' a causa del Covid, un po' a causa della crisi, eccetera, eccetera, molti ragazzi hanno dovuto emigrare. Non è un problema di Comitini, è un problema del Sud. Però è anche vero che non si è riusciti a creare qualcosa che potesse fermare questa emorragia. E allora, sempre grazie a questa squadra, una squadra formata da ragazzi, io sono il più anziano, e quindi da signorine, giovanotti, persone che studiano, persone che lavorano, persone che hanno idee diverse, ma mettendole tutte insieme e approfittando anche di amici che hanno la passione di leggere bandi europei e altre cose, pensiamo e abbiamo in progetto appunto di poter richiedere dei fondi specifici per creare, ad esempio, una delle cose che abbiamo in mente sono le cosiddette cooperative di società, o meglio, scusatemi, cooperative di comunità. Sono